Visto che parliamo di attività promozionale, che il mondo giovanile, eccetera, io voglio salutare gli amici che Adriano conosce molto bene della FIPAV di Venezia, perché promuoviamo un'iniziativa, poi magari ne parleremo anche nel corso delle prossime puntate di Coni Veneto in TV, della Summer Volley Camp 2014, che si terrà all'Isola Verde di Chioggia verso giugno, dal 14. Finite le scuole. Finite le scuole. Questo è un esempio, abbiamo anche un po' di immagini che ci arrivano da là, un esempio di come passare anche l'estate in un modo abbastanza simpatico, direi molto simpatico, divertente, in un luogo molto bello della zona diciamo, del Golfo di Venezia, genericamente, del nostro mare Adriatico, l'Isola Verde di Chioggia. Ci sono molte attività sportive in quella zona, quindi ringraziamo la FIPA di Venezia, ringraziamo Pamela Simonotto, che fa parte dello staff e responsabile della comunicazione, che ci ha dato questa informazione. Quindi ricordatevi, poi potrete anche informarvi su questa iniziativa, proprio perché insomma, il nostro territorio, diciamo, il mare più vicino è proprio quello che è lì, l'Isola Verde, Chioggia, la zona lì, quindi è una zona molto bella, andateci, divertitevi e fate queste belle iniziative con la pallavolo. Allora, che poi comunque hanno modo di provare anche altre attività, non è solo pallavolo. Che sì, perché ovviamente sono un po' come dei centri c'è anche un momento estivi. di svago, perché ho visto che c'è anche una gita a Mirabilandia, organizzano, quindi c'è anche sai un momento tutto, di insomma, svago. sei già pronta per andare Vado anch'io. ai villaggi Isamara, famoso, Infatti, mitico. sono famosi. Isamara. Dai, io direi di andare un attimo a salutare e magari anche facciamo un applauso, visto che sono vincitrice proprio weekend scorso, la prima divisione arcobaleno della Coppa Padova. Magari Gianni ci spieghi un pochino tu cosa è successo. L'abbiamo chiamato. Vediamo Gianni, una dirigente della società, e abbiamo 3, 4, 5 ragazze che sono presenti come rappresentanza di questa squadra. Sì, diciamo che l'obiettivo della Coppa Padova forse non era preventivato all'inizio dell'anno. Siamo partiti giocando partita per partita a settembre, perché comunque inizia molto presto, e vivendola un po' come appunto l'inizio della stagione, quindi come preparazione al campionato. Poi a mano che abbiamo cominciato a vincere le partite, ovviamente poi abbiamo provato anche ad andare il più avanti possibile. Abbiamo fatto delle buonissime prestazioni poi negli scontri diretti degli ottavi, quarti e semifinale, e abbiamo fatto una ottima partita in finale che ci ha permesso appunto di portare a casa la Coppa. Le ragazze under 14, la fascia di età di queste ragazze, perché loro due mi sembra che erano della... No, loro sono di solo under un'altra 14, squadra. proprio si sono mischiate. Quindi No, io alleno ragazze che sono di varie età, quindi ci sono delle ragazze un po' più esperte, ma anche delle ragazze molto giovani, perché abbiamo dei palleggiatori che hanno uno 18 e un altro 15 anni. E, insomma, sono quelle che in questo momento ci stanno... sono il nostro futuro, e quindi stiamo lavorando per cercare di dargli il meglio possibile. E per andare a incrementare poi anche questo progetto e far crescere il progetto, altre. certo, ovviamente noi siamo la punta dell'iceberg poi di tutto quanto il movimento, soprattutto per noi, per quanto riguarda almeno la parte di pallavolo arcobaleno, quindi siamo un po' quello che adesso ha vinto la Coppa Padova. Pallavolo arcobaleno, il bacino di Padova qual è? È il quartier Forcellini. Ok, grazie. E la Stella, come dirigente e rappresentanza di questa squadra, cosa ci puoi dire? Soddisfazione? Appunto non era previsto questo risultato che è arrivato, quindi positivo, cosa ci puoi dire? Ma come in tutte le attività sportive sicuramente c'è un notevole impegno, perché le ragazze ci hanno dato dentro fin dall'inizio. Sei la mamma anche di qualche Io ragazza? sono la mamma, sì, di una ragazza che adesso non c'è per impegni universitari, quindi chiaramente non ha potuto venire. È un bel gruppo, un gruppo che chiaramente ha dovuto lavorare fin dall'inizio. Come diceva Gianni, ci sono tantissime ragazze di diversa età, ma come diceva Valentina, sicuramente l'arma vincente è il gruppo anche fuori, perché chiaramente in campo si ha le proprie prestazioni, ma e conta anche molto come si comportano fuori, come si trovano, il gruppo insomma per se stesso. L'avrei fatta anch'io, infatti, ma mi hai proprio anticipato su questa domanda. E invece io volevo proprio approfondire questa cosa da mamma e da persona che vive ormai vicino allo sport anche come dirigenza e come responsabilità. Quanto è importante spiegare ancora una volta ai genitori che il fatto di far fare dello sport ai ragazzi serve non solo per un aspetto formativo, ma anche perché c'è ambienti sani, ambienti in cui sono seguiti i ragazzi. È importante questa cosa.
È molto importante, soprattutto è molto importante il gruppo, la squadra, cioè fare giochi di squadra, perché all'interno di questo tipo di attività, di questo tipo di sport, impari a fare, a rispettare gli altri soprattutto, e cercare di essere anche umili su certe realtà. E io come genitore, ex atleta, quindi sicuramente anch'io ho giocato tantissimi anni, insegnare ai ragazzi fin da giovani che cosa vuol dire impegnarsi, rispettare le ragazze, rispettare le decisioni del coach che spesso e volentieri vengono messe in discussioni. Esatto, questa cosa qua è molto importante, assolutamente, soprattutto anche fin da tenera età, non c'è età su questa cosa. Giustamente, infatti, anche per i ragazzi così, cioè è importante il gruppo fuori, Mattia. Come per le ragazze, cioè perché ci sono dinamiche diverse, ti dico, anch'io vengo da una squadra femminile, tutt'altro ambiente, però comunque ci sono delle dinamiche all'interno di una squadra femminile che normalmente se si litiga le ragazze poi è difficile farle giocare in campo o dove si trovano. Con i ragazzi invece non importa, il gioco c'è, per questo ti faccio questa domanda. Sì, credo che in tutti gli sport di squadra è importante il gruppo, che poi al di là dell'aspetto tecnico avere un gruppo coeso permette di ottenere risultati. Credo che magari a livello maschile sia un po' più facile, tra virgolette, coesistere insieme, no? Anche se magari qualche volta c'è qualche screzio durante l'allenamento, dopo e tu come capitano penso avrai un ruolo abbastanza importante anche nel gestire questi magari piccoli screzi, al di là che lo faranno anche gli allenatori, però anche tu come capitano credo che il ruolo per te questo, non lo so, come l'hai vissuto? Sì, ovviamente ci vuole una figura diciamo un po' più sopra le parti. Ti fermo un secondo Mattia perché ti è caduto il microfono, quindi non sentiamo, non so dove l'hai perso. Sentivamo. No, mettilo pure. Allora, finché sistemi il microfono. Marco, dovevamo presentare una cosa importante, poi ti chiedo di passare il microfono ai nostri campioni, così inquadriamo tutti finalmente. Tu ne sai a memoria? Non li so a memoria. Tu che sei così preparata sempre. Non è vero. Sì. Allora, cosa abbiamo Marco? La regia adesso ti inquadra, abbiamo presentato una bella iniziativa che parlavamo prima di tifoserie, di stare insieme in compagnia. Cosa abbiamo qua? Una bella iniziativa si chiama Guerrieri per Passione, è un'iniziativa in cui Pallavolo Padova crede molto. Se va bene, no, abbassalo, se no non ti vediamo più. Là, ecco, l'iniziativa permette a tutti i tifosi, in sostanza, di non pagare l'abbonamento per la prossima stagione. Mi spiego, grazie ai nostri partner potrete avere l'abbonamento gratis. Aderire a questo programma costa 250 euro, ma i nostri partner vi daranno vantaggi per ben più di 250 euro. Faccio un esempio, aderendo alla promozione ci sono 250 euro di buoni spesa del gruppo Despar, quindi non benefit, cioè proprio soldi, soldi da spendere, e incluso nella quota che pagherete c'è anche l'abbonamento. Inoltre, che sarebbe quanto costa un abbonamento? Un abbonamento non abbiamo ancora fatto i prezzi per la campagna di abbonamenti perché il campionato inizierà il prossimo turno, ma sicuramente saranno almeno 80-100 euro. Soldi che non pagherete se aderirete al programma di fidelizzazione adesso, perché il programma costa 250 euro e noi vi diamo l'abbonamento più 250 euro di buone spese grazie al gruppo Despar e altri tanti vantaggi che potete vedere consultando il sito dedicato all'iniziativa, che è guerrieriperpassione.com, e tante news ci sono anche sul sito di Pallavolo Padova. Quindi consiglio a tutti quelli che vogliono seguire il prossimo campionato di A1, ricordiamolo, di non aspettare luglio, agosto, settembre per fare l'abbonamento, ma di aderire adesso a questa iniziativa, perché l'abbonamento ve lo pagano i nostri sponsor. Quindi perché aspettare e pagare? Cioè, tutti ce lo chiediamo, perché aspettare. Allora, tu che ti occupi di marketing, una cosa che fa parte del tuo lavoro, una delle peculiarità di questa società è sempre stata, ancora negli ultimi anni è successo, il fatto che ci sono tanti imprenditori che hanno creduto nella squadra, quindi tante piccole realtà economiche che ognuna contribuisce, non so con quali percentuali, quali cifre, però possiamo pensare che è stato un esperimento anche importante per coinvolgere il tessuto economico della città. Sicuramente sì, il nostro modello è così da quando la società è nata, è rilevata la vecchia società, quindi dal 2009
funzioniamo così, è un modello che ci consente di non tralasciare, non disperdere risorse di Forse piccole anche aziende, di trovarne di più, perché piccole. piccole aziende, liberi professionisti che hanno comunque la volontà di aderire a un progetto sportivo così importante, riescono a farlo con budget compatibili con quelli che hanno a disposizione, e inoltre trovano all'interno del gruppo il modo di conoscersi e stringere rapporti commerciali. Quindi è una sorta di network che cerchiamo di alimentare ogni giorno e di cimentare, diciamo, spirito di squadra c'è in campo ma c'è anche fuori, è molto importante per noi, perché appunto non avendo grandi industrie alle spalle dobbiamo cercare le risorse nel nostro tessuto, quindi bravi, facciamo un applauso perché questi sistemi Adriano sono importanti. Allora Marco, facciamo i microfoni ai ragazzi, facciamo un giro sopra e poi sotto e finiamo vicino a te. Nome, cognome e se vuoi il ruolo. Il ruolo. Marco Volpato, centrale. Fermo, aspetta, diamo tempo alla regia perché siamo sempre più alla sinistra di Dario imprevedibili. Vabbè, arriva, ci siamo. Eccolo qua, bene. Allora, Marco Volpato, centrale. Bravo. Non lo molla, hai visto proprio? Stefano Gozzo, banda, schiacciatore. Vediamo. Ti hanno schiacciato il dito, infatti, la vedo. Andrea Mattei, non fare centrale. gesti. Scusa, no, fai il giro di sopra. Scusa. Prego. Nicolò Casaro, opposto. Michele Groppi, palleggiatore. E anche quello che prende in braccio l'allenatore, giusto? Alessandro Paoli, centrale. Andrea Garghella, schiacciatore. Fabio Balaso, libero. Sei libero, interessante. Proprio, in tutti i sensi, prima hanno detto no. Stefano Zannotti, opposto. Santiago Orduna, palleggiatore. Argentino. Giusto? Vai. Coraggio, passa. Filippo Vedotto, schiacciatore. Facciamo un applauso a questa bella squadra. Promossa in A1. Non solo, ma anche ricordiamo che hanno vinto, credo che poche squadre lo hanno fatto, se non nessuna, anche la Coppa Italia di A2 quest'anno. Quindi vinto Coppa Italia e passati subito alla Campioni 1. d'inverno anche, giusto? Quindi... Bene, bravi. Alessandra? Beh, io volevo ricordare comunque anche le ragazze hanno un grosso impegno qui ad aprile, quindi tra poco, meno di un mese, perché ormai chi ce lo racconta? L'allenatore, Valentino, non so chi... Dobbiamo ancora cominciare, giusto Luca? Sì, siete ancora, avete un impegno molto grosso il 18 e il 19 di aprile al Palaspiller. Esattamente, la Final Four di Coppa Italia di B1. Sì, siamo riusciti. Quindi è un grosso evento, noi l'abbiamo dato in anticipo questa comunicazione. Io tra l'altra cosa ero a Roma quando l'abbiamo detto, che grazie anche all'assessore... Te l'ha detto Malagò subito? Sì, me l'ha detto direttamente. No, me l'avevano detto le ragazze, Monia, che è la loro responsabile marketing, che appunto grazie anche all'assessore Zampieri insomma, è stata portata a Padova a questa finale ed è un bel risultato. Sì, non solo grazie a lui, in verità sono state diverse forze che sono intervenute per concorrere. Però c'è stata una bella spinta da parte di tante entità, sì, questo è vero. Volevo sapere come siete organizzati proprio sotto il profilo del marketing, sponsor, supporti, sostenitori. Tra l'altro questo nome Leali o Leali, mi ricorda qualcosa? Non c'entra niente? No. No, non ne parliamo. È stata un po' una fatalità. Il nome Leali è nato un anno fa e grazie alla collaborazione con un grande personaggio, Ferruccio Ruzzante, e che ha ideato questo slogan di leali verso certi tipi di traguardi e lealtà. Ali per volare in poche parole. Okay. E leali come lealtà. Dopo la fatalità di altre cose, di altre sinergie erano non volute. Niente, noi cerchiamo in piccolo, ma cercando di crescere, di creare tutto quello che deve avere una società e un gruppo di società che si stanno affacciando a certi tipi di panorami. Abbiamo l'ufficio marketing, abbiamo l'ufficio stampa, abbiamo tutto lo staff della B1 che è paragonato comunque a uno staff di 1A2, dirigenti che seguono tutta la fase dalla prima squadra all'Under 14
comunque seguite da gente dedicata, senza contare che anche la fase, l'aspetto tecnico, quindi allenatori e vice allenatori, sono tutta gente che deve avere un certo tipo di conoscenza, di preparazione per arrivare a un certo tipo di... Come si sostiene economicamente tutto questo movimento? Con l'aiuto di imprenditori, con l'aiuto di gente vicina, non nascondo che stiamo cercando di mettere giù un programma, naturalmente prendendo quel che di buono anche la Pallavolo Padova dà come esempio, sebbene nel femminile, ripeto, basta guardare anche l'affluenza ai palazzetti, all'attività. Il femminile ancora a Padova, forse per mancanza di rappresentativa forte, non ha lo stesso seguito del maschile. Teniamo Però conto... vedi che c'è un po' un controsenso, cioè il femminile ha un grande numero di partecipanti. Adriano, com'è questa cosa? Cioè più spettacolo nel mare, cioè io credo che valga tanto anche la categoria, dopo alla fine se tu magari hai una 2 credo che abbia un seguito diverso. Sentiamo il consigliere. E dopo andiamo alla linea alla regia dopo. Ma credo che l'importanza della categoria è fondamentale, perché se noi vediamo quando si sposta la nazionale italiana femminile come la nazionale italiana maschile, riempie i palazzetti, c'è un seguito incredibile. Grazie Adriano, scusa perché la regia ci chiama. Allora Alessandra, se sei d'accordo, nell'ultima parte, poi abbiamo il filmato di Falcade, dei giochi sportivi, dei giochi del Veneto invernali, che chiuderà la nostra trasmissione. Abbiamo ancora qualche minuto, però pausa della pubblicità. Grazie intanto.